Ci sono date che restano scritte nella storia di una comunità come incise nella pietra, per i posteri, per chi vorrà o dovrà ricordare negli anni a venire. Per Vo, piccolo centro euganeo da 3.300 abitanti sul versante ovest dei Colli, quella data è il 21 febbraio 2020, giorno in cui lo spettro del coronavirus si è materializzato nel territorio regionale. Vo segue di poche ore Codogno nell'individuazione di 2 casi di positività, ma paga subito il prezzo più salato, con la morte alle 23 di quel venerdì maledetto di Alessandro Trevisan, prima vittima in Italia del SARS-CoV-2. Da quel momento la catena degli eventi travolge Vo come un treno in corsa. Lunedì 24 il paese diventa zona rossa e viene blindato. Nessuno può uscire, nessuno può entrare, salvo ragioni di approvvigionamento. Un incubo durato 2 settimane, finito l'8 marzo alla soglia di uno ancora più grande, il lockdown nazionale. Con coraggio la comunità di Vo ha aderito agli studi epidemiologici guidati dal professor Crisanti ed è diventata un paradigma per la comprensione del virus con la scoperta dei portatori asintomatici. Ma il prezzo pagato in termini di vite e tempo è stato altissimo e forse non potrà mai essere corrisposto. A distanza di un anno esatto dall'inizio di quella tragedia chiamata coronavirus che ha colpito per primo questo paese in tutta la regione, Vo cerca un riscatto che passa dal suo tessuto economico, dal suo capitale umano e che guarda al futuro. Noi speriamo assolutamente nel vaccino che ci permetta di restare, di cominciare soprattutto in questa primavera che è prossima, la sentiamo già in questi giorni, di poter fare in modo che i nostri ristoranti siano aperti, le nostre attività siano aperte per tutta la giornata. Vo in primavera è bellissima, a Vo si sta bene, si vive bene, siamo fiduciosi che questa primavera ci dia delle soddisfazioni. Se il 2020 è stato un anno pesante per le imprese di tutta Italia, per quelle di Vo ha rappresentato una sfida ai limiti dell'impossibile. Ma proprio nell'epicentro veneto della pandemia gli esercenti si sono allineati per tenere ancora più duro e trasformare il periodo di crisi in un momento di crescita. Dopo un anno questa sfida non è ancora vinta, ma i piccoli imprenditori del centro euganeo non hanno intenzione di mollare. Ho cambiato subito codice Ateco vedendo l'emergenza delle mascherine che non erano reperibili da nessuna parte, destinando i tessuti che erano per le camicie a fare mascherine in cotone, in doppio strato, con il ferretto, e sono state subito apprezzate anche perché al momento erano veramente essenziali e non si trovavano da nessuna parte. La crisi economica spaventa, bisognerebbe ripartire subito alla grande per tutti perché ce n'è veramente bisogno. Lavoro con ristoranti, quindi i ristoranti non hanno più fatto cerimonie, matrimoni, battesimi ridotti. Speriamo che adesso nel 2021 si possa riprendere e che riprendendo le varie cerimonie. Però è ancora tutto sommato un chi va là, perché se non si possono fare gli aggregamenti non si può nemmeno comunque ritornare alla vita di prima e quindi siamo in attesa di vedere il futuro. Le 2 settimane di chiusura sono state surreali, è stato veramente impegnativo. Noi come farmacia appunto siamo stati sempre a disposizione, abbiamo dovuto venire incontro anche a tutte le richieste dei pazienti che non avevano a disposizione per i primi giorni il medico di base. Confidiamo che con l'inizio della primavera e con la vaccinazione di massa che speriamo inizi il prima possibile le cose migliorino. Adagiato sulle pendici occidentali dei Colli Euganei, da decenni Vo fa dei suoi prodotti tipici una forza economica ed un'attrazione turistica. Qui gli agriturismi non sono soltanto una realtà lavorativa, ma uno stile di impresa, un modo di vivere. A causa del lockdown, l'alta stagione dello scorso anno, la primavera, è andata completamente perduta. Solo in estate si è tornati temporaneamente a vedere clienti e turisti della buona tavola, prima che le restrizioni autunnali chiudessero il sipario su un anno lacrime e sangue. Per gli agriturismi dei dintorni di Vo le perdite oscillano fra il 40 e il 60%, il caro prezzo di una pandemia che ha bloccato le visite del bacino termale, limitando anche gli spostamenti dai territori limitrofi. Dopo un 2020 difficile e con incassi molto magri, gli agriturismi di Vo Euganeo tentano la via della ripartenza, ma certo l'incertezza della curva epidemiologica e delle misure restrittive non danno sicurezze.
Attualmente abbiamo riaperto 2 weekend. La risposta è stata molto buona da parte dei clienti, perché comunque vediamo c'è una voglia di uscire, di divertirsi, stare all'aria aperta, stare assieme alla famiglia, agli amici e quant'altro, quindi il movimento c'è. È chiaro che la difficoltà da parte nostra è che lavorando solo a pranzo non si può fare chissà che cosa. Quello che sfruttiamo è la riapertura alle ore serali, in modo tale appunto da riprendere a pieno regime. Per alcuni il pensiero è troppo doloroso, per altri non ci sono più parole. Non è semplice scucire un ricordo personale ai cittadini di Vo ad un anno dall'inizio della pandemia. Lo scotto di quanto accaduto è ancora bruciante, ancora troppo vicino. Un evento indelebile, l'arrivo del virus in questo paese silenzioso, di cui non tutti vogliono parlare, ma che chiunque porterà impresso nella memoria. Beh, quel giorno è memorabile, penso che non lo dimenticherò finché vivo. Tra l'altro, allora avevo l'attività, mi ha chiamato una mia collega, ha detto: hai sentito? No, non ho sentito niente, ma mi è crollato il mondo addosso. Dopo un po' alla volta adesso, ormai ci stiamo riprendendo, dai, però è un'esperienza penso indimenticabile. La paura di quel momento era tanta. E essere chiusi come essere in gabbia, non è una bella cosa, uno che non è abituato, che era abituato a girare, moltissimo pesante è stato. Mi ricordo che siamo stati chiusi in casa. Io dopo 10 giorni ero positiva, mio marito positiva, però asintomatici. E siamo stati in casa, tamponi, super tamponi, e mio marito ne ha fatto 12, io ho fatto 5. Ho fatto l'esame del sangue, dopo l'ultimo esame il risultato sembra che abbiamo anche qualcosa di anticorpi, insomma, fatto di anticorpi. Sono tornato dalle ferie il giorno che hanno chiuso Vo. Speriamo che finisca, come tutti. Poca fiducia. Sicuramente un senso di smarrimento, un senso di paura, perché non si conosceva che cosa stesse succedendo. Avevamo notizie varie e abbiamo cercato di reagire nel modo migliore. Credo che la comunità abbia reagito molto bene, pur nell'incertezza. Siamo contenti di esserci riusciti, io credo che abbiamo fatto il nostro dovere soprattutto.